Riuscite a far rispettare le distanze di sicurezza? Visto le persone che ci sono, sicuramente sì. Visto che non c'è nessuno, di conseguenza le disposizioni vanno rispettate comunque. Buongiorno. Vista l'affluenza attuale della piazza, siamo estremamente in grado di attuare, diciamo, le misure di sicurezza. Perché c'è pochissima gente. C'è pochissima gente, ma Dovete spiegarlo o c'è un po' di consapevolezza? La gente sa come si deve comportare? c'è un po' e un po', c'è un po' di consapevolezza, però molte volte bisogna spiegarlo. Bar davanti al Santo oppure in pieno centro storico, vuoti o con pochissima gente. Le disposizioni del decreto del Consiglio dei Ministri, visto il numero esiguo di clienti, è facile da far rispettare, ci dicono. Servizio solo al tavolo, distanze di sicurezza, il cosiddetto droplet di 1 metro e mezzo. I pochi avventori che incrociamo sono rigorosamente seduti ai tavolini. Ho distanza di sicurezza o preferisco rimanere a casa mia a questi tempi, insomma, dai. È preoccupata? Beh, oddio, insomma, un po' di riguardo ci vuole. In molti si sono attrezzati con cartelli che avvisano e invitano i clienti al buon senso, chi lo scrive a mano, chi invece, come la pasticceria Graziati di Piazza della Frutta, ha appeso un dettagliato decalogo. La preoccupazione è tanta tra gli esercenti padovani. Il mio problema è che io a fine mese devo pagare 30 stipendi e i miei ragazzi sono importantissimi, perché sono persone che con me si sono sempre comportate bene, perché sono persone che meritano e devono avere il loro stipendio a fine mese. Non tutti i baristi hanno voglia di parlare, molti sono arrabbiati. È la psicosi e l'allarmismo ad aver svuotato i locali, dicono a denti stretti. La titolare di un bar proprio di fianco all'università si è vista cancellare tutti i banchetti di laurea. Ripeto, non sottovalutiamo la cosa, ma non sopravvalutiamola. Cioè, le conseguenze di questa cosa qua non le stiamo vedendo adesso, le vedremo nel tempo, perché io so di albergatori, titolari di catering che hanno disdette di 50, 60, 70 mila euro. Chi ci ridà questi soldi?